La Pontida 2025 con tante belle novità, ma soprattutto, lo avete capito, si parlerà del futuro dell'Italia, delle tasse degli italiani, cerchiamo di migliorare la vita degli italiani e si parlerà di comunicazione, già perché è un momento emergenziale anche sul fronte della comunicazione. Se dici certe cose, allora sei. Di questo e d'altro parliamo in Qui Parlamento. Qui Parlamento. E grazie per essere con noi all'onorevole Luca Toccalini. Buongiorno. Buongiorno Sammy, buongiorno a tutti. Coordinatore federale Lega Giovani e chiaramente vecchio amico da sempre di Radio Libertà, Radio RPL, Radio Padania Libera, immancabile in tutti gli eventi della Lega e in questa Pontida 2025 che è pompata come non mai su tutti i giornali con la scusa della vannacizzazione, certamente, con la scusa di preferisci i droni russi o l'immigrato che picchia e violenta. È chiaro, noi facciamo rassegna stampa e quindi mettiamo tutto sul tavolo per farvi capire cosa pensano gli altri della libertà con la L maiuscola, ma chiaramente chiediamo a te, Luca Toccalini, come vedi la prossima Pontida, che cosa ci aspetta, quello che si può dire naturalmente, partendo dalla giornata di sabato, che normalmente è una giornata minore, riservata ai giovani, ma poi abbiamo visto che siamo tutti giovani, per cui ci sono moltissimi diversamente giovani che arrivano a Pontida già il sabato. Che cosa si preannuncia quest'anno, Luca? Se non alcuni il venerdì, adesso mi ha fatto piacere che hai ripercorso le tappe di questa splendida radio, perché mi ricordano le tappe, diciamo, delle varie Pontida dei tanti anni ormai che sono passati. Lo stavo ricordando ieri ad alcuni ragazzi. Io la prima Pontida l'ho fatta a 17 anni, ancora minorenne in tenda. Urca. E ci sono rimasto e ancora sono in Lega, è perché ho vissuto proprio delle emozioni incredibili proprio in quella sera, quello spirito di comunità, quello spirito di amicizia. Arrivi su un pratone dove magari non conosci nessuno e vai via dopo 24 ore, dove conosci tutti e non vedi l'ora di rivederli alle prossime iniziative, alle prossime manifestazioni. Quindi quello è quello che anche quest'anno sicuramente ci sarà come valore, come principio cardine, e sicuramente ci sarà a partire dal sabato già del movimento frizzante, se così possiamo definirlo, perché interverranno, oltre ovviamente al nostro Matteo Salvini, interverrà Roberto Vannacci, che caricherà il popolo dei giovani della Lega, così come interverrà Alberto Stefani, che io mi auguro sia l'ultimo intervento, diciamo, da parlamentare, non da governatore della Regione Veneto. E poi porteremo come esempio, purtroppo avremmo evitato di farlo, porteremo l'esempio di una ragazza americana di 26 anni che ha avuto l'onore di lavorare al fianco di Charlie Kirk nella sua Turning Point USA, e ci racconterà, oltre al dramma che ovviamente sta vivendo in queste settimane, come tanti di noi, perché è noto, è chiaro, ha toccato tutti quello che è successo, però si racconterà cosa significava lavorare di fianco ad una persona, un ragazzo di 31 anni, un padre di 2 bambini, che non andava nell'università a imporre il pensiero unico. Ma io continuo a invitare, ho condiviso anche oggi uno dei suoi video, io ogni giorno condivido uno dei suoi video per raccontare quello che i giornalisti di fatto raccontano al contrario, che fosse razzista, omofobo, estremista, eccetera, eccetera. Non è assolutamente vero. Faceva dei dibattiti bellissimi, dava anche un quarto d'ora, 20 minuti nell'università a chi non la pensava come lui, proprio per cercare un confronto, ed è quello che in Italia, Sammy, lo vedi tu anche tutti i giorni dalla rassegna stampa, non esiste, perché da noi il confronto è o la pensi come la sinistra o sei razzista, omofobo. Quindi diciamo che è un mondo al contrario, come qualcun altro ha detto prima di me. Però sarà una Pontida bella, sarà una Pontida sicuramente di emozioni, e sarà anche una Pontida, come ha detto Matteo Salvini, dove ci saranno anche tante personalità, anche la domenica, che ci metteranno ancora una volta la faccia per il coraggio che hanno di dire certe cose, di portare avanti certe idee, perché non è così scontato, lo dicevi tu nel cappello iniziale della trasmissione. Diciamo che quando a volte hai il coraggio di dire le cose come stanno, tra l'altro, non è che diciamo fesserie, diciamo le cose come stanno. Ecco, questo non viene accettato e si crea quel clima d'odio che stiamo leggendo in questi giorni, che non è assolutamente piacevole.
E quella è la situazione, signori, e certamente arrivare a Pontida quest'anno serve per fare squadra e per capire come esista un prato che per noi è sacro, dove ci troviamo ogni anno proprio per raccontarci e per raccontare, per essere uniti, ma anche se diversi, nord, centro, sud, uniti all'interno delle differenze, all'interno delle Certo. responsabilità, mettendo sul tavolo quelle che sono le priorità degli italiani e so, Luca, che tra le priorità che metteremo sul tavolo certamente ci sarà la famosissima e desiderata, auspicata non soltanto dalle regioni del nord, autonomia. Assolutamente, guarda Sammy, arriviamo da un federale che abbiamo fatto proprio ieri pomeriggio, dove i temi principali sono stati esattamente questo, l'intervento di Giancarlo Giorgetti e il ministro Salvini, che hanno chiesto ovviamente per esempio che le spese militari, come anticipavi tu, vengano sì fatte, ma per assumere i nostri carabinieri, i nostri poliziotti, i nostri uomini della Guardia e donne della Guardia Costiera per presidiare i confini, perché anche questo significa difendersi, perché poi le nostre città abbiamo visto tutti come sono, non è il carro armato russo che arriva in Italia il nostro problema, ma devo dire che nelle città ci sono ben altri problemi che stiamo ereditando, ahimè, sempre di più da quella logica dei porti aperti della sinistra che per anni ha portato avanti. E poi l'autonomia. L'autonomia, Calderoli è intervenuto raccontandoci, diciamo, l'ordine dei lavori, cosa manca, quanto manca, e ci siamo perché entro fine anno verranno firmate probabilmente non solo le preintese ma addirittura le prime intese e quindi finalmente si potrà partire con quel processo che aspettiamo da 40 anni. Sono 40 anni, credo che ognuno di noi è entrato nel nostro movimento per perseguire quel sogno dell'autonomia e del federalismo e vedere dopo 40 anni a suon di ovviamente rotture che ci sono state in questi anni, casini, polemiche e quant'altro, essere tanto così dall'obiettivo ci rende sicuramente tanto orgogliosi e credo se lo meritano tutti i militanti che in questi anni ci hanno messo faccia, soldi, denaro e qualche magari anche processo, come è successo a tanti militanti in buona fede. Davvero, 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 è proprio con questi che faremo squadra e urleremo anche questo sabato e questa domenica a Pontida 2025 e certo con un sorriso verso chi invece ha mollato lo spadone e si è arreso andando magari a farsi qualche lega, ma questa è una vecchia storia. Sappiamo bene che quando non si riesce a dare nella lega si esce fuori e ci si inventa un'altra lega, ma poi si arriva puntuali. Ma poi si sparisce come la storia ci insegna nei tanti anni passati. La Lega è una e rimarrà sempre una. E dispiace veramente, umanamente ci dispiace, ma poi te li rivedi, sul pratone di Pontida non vengono avanti, stanno un po' indietro, ma te li rivedi ugualmente. Sì, sono venuto a salutare qualche amico con tanta nostalgia. Tacciamo, signori, ringraziamo l'onorevole Luca Toccalini. Luca, inutile dirtelo, ti aspetto al gazebo di Radio Libertà sul Sacro Pratone. Assolutamente, sarò presentissimo. Qui Parlamento. La Lega, nata dalla battaglia, accetta la sfida. Fortina! È un enorme grazie per tutti voi perché siete uno spettacolo. Guardate lo spettacolo che si vede da qua. Ed è straordinario vedere il Leone di San Marco vicino ai Quattro Mori di Sardegna. Gente dalla Lombardia e dalla Puglia, dell'Emilia e della Calabria. L'Italia unita nel nome del lavoro, della dignità e dell'onore. Io non mollo e non mollerò mai. Noi non molliamo. Grazie a chi ha cominciato questo sogno e grazie a voi che lo state portando avanti. Noi non molliamo. Speciale Pontida 2025. Vi aspettiamo in diretta sui canali di Radio Libertà domenica 21 settembre dalle ore 8:30. Radio Libertà, la tua radio. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti?
E ci siamo, signori. Siamo tornati in diretta, pompati come non mai per Pontida. Ma ragazzi, fare squadra significa anche lanciare messaggi. Mai come in questo momento è importante comunicare. Abbiamo visto che brutta fine ha fatto chi comunicava troppo. Beh, noi non ci arrendiamo e comunichiamo messaggi importanti, soprattutto per i giovani di oggi. Lo vogliamo salutare? Abbiamo qui un giovane di oggi, anche se forse diversamente giovani, perché hai a quanti anni sei arrivato? 28 anni, li ho fatti il 2 settembre. Signori, appena diventato 28enne, quindi già una avvisaglia, e 28 anni inizi a dire cazzo, sto diventando grande. Ricordo ieri che avevo 18. Non Dio, anch'io. L'altro ieri ne avevo 18, ho appena preso la patente. Dunque, cos'è che ho guidato? Una AMI 8, una Citroen AMI 8, è stata la mia prima auto, tutta rotta, bucata, pioveva. Ti divertivi. Ma sì, tanto per come un per usarla, la prima auto è quella che devi rompere, esatto. È lì per quello. Signori, abbiamo con noi un artista che ci viene a trovare puntualmente appena fa un nuovo disco, si chiama Tom K. L'ho detto giusto, non mi ricordo mai. È giusto. È giusto, Tom K, scritto in modo particolare, ma se scrivi Tom K sui social comunque lo trovi salti lo fuori. stesso, sì, esce lo stesso. Allora, Tom K è ti posso dire un rapper? Non lo so. Sei un rapper? Un rapper misto cantante, diciamo. Però sei dibattuto nella tua vita. La tua vita si sa, poi appunto quando da giovanissima diventi più grande, ci sono quelle problematiche che poi abbiamo tutti quanti. Le tue problematiche le hai ritrasmesse nella musica. Infatti gli ultimi pezzi che hai fatto sono molto potenti, compreso quello che tra poco ascolteremo. Di cosa hai parlato negli ultimi tuoi pezzi? E naturalmente ce li devi snocciolare così la gente ti viene a cercare. Allora, diciamo che io con Tom K sono ripartito portando una canzone d'amore alla mia ragazza con 24 ore, che avevamo già raccontato, che comunque lei è stata quella ragazza che mi ha fatto rinascere per la musica, perché io comunque non avevo più, diciamo, stimolo di cantare, perché comunque ero in una fase un po' giù. Cioè, capite, lui parla di cantare, ma qui si parla anche di vivere, lo stimolo di vivere, di uscire, Esatto. di emozionare, quindi l'importanza anche, sembra banale, signori, ma l'importanza di un amore e soprattutto di una persona che ti dia fiducia, che ti trasmetta fiducia. Qui vogliamo essere assolutamente vari e variegati. Quella persona può essere un uomo, una donna, un animale, può essere qualunque cosa, può essere un appiglio che questa vita ti dà e certamente te la dà, però devi dargli spazio, ti devi girare a guardare quell'appiglio. Troppo spesso non si ha la voglia, non si ha la forza di farlo. E qui arriva l'altro Tom K che effettivamente vediamo in questi giorni. Esatto, e in questo pezzo, che l'ho chiamato Risorge, parla praticamente di me in terza persona, sul fatto che io comunque fin da piccolo, diciamo che soffrivo di depressione. Quindi ero sempre chiuso in camera con le cuffiette, non ascoltavo nessuno, ero sempre... Attenzione, sta parlando di lui, ma prova a pensare quanta gente in questo momento si sta ritrovando, giovani e meno giovani, ma soprattutto giovani. Abbiamo davanti nella nostra rassegna stampa degli episodi spaventosi, come di quel 14enne che si è suicidato perché bullizzato, o forse semplicemente non capito da chi gli stava intorno. Perdonami, ti ho interrotto. Non capito, e poi appunto perché comunque anche lui faceva musica e lo insultavano per quello. E lui evidentemente si è abbattuto e ha mollato. Però io in questo messaggio che porto, adesso Sam mi farà ascoltare un reel, in cui io mando un messaggio a tutti questi ragazzi che si ritrovano in questa, diciamo, crisi depressiva, un messaggio che comunque c'è sempre la luce in fondo al tunnel. Qualsiasi cosa vi capita nella vita, c'è sempre qualcosa che vi porterà alla luce. Che sia una persona, che sia, come ho detto prima, anche un animale, qualsiasi cosa vi porterà alla luce, ma combattendo e facendo sacrifici. Non arrendiamoci, ma soprattutto adesso vi trasmettiamo questo reel che trovate anche su Instagram cercando Tom K, cercatelo su Instagram, basta scrivere questo. Tom K Official. Tom K Official, salta fuori questo ragazzo,
particolare ma uguale a tanti altri, che ha i suoi problemi, le sue debolezze, le sue crisi, come li abbiamo tutti noi, ma non le nasconde, a differenza di altri che magari si chiudono in se stessi e poi magari è peggio. Allora adesso trasmettiamo dal mio computer questo reel su Instagram e poi trasmetteremo la canzone nuova di Tom Kay che si chiama Risorge, altrettanto potente, ma questo reel lo è veramente, mi ha stupito, perché comunque, ripeto, parla di una situazione in cui ci passeremo, ci siamo già passati, sicuramente vi sentirete chiamati in causa. Lo lancio io, lo ascoltiamo insieme. C'è stato un periodo in cui non volevo più alzarmi dal letto. Non sentivo niente, né fame né voglia di vivere, solo un vuoto che mi schiacciava il petto. Ogni mattina mi chiedevo a che serve, chi mi salverà stavolta. Poi un giorno tra lacrime e silenzio mi sono detto una frase semplice: nessuno verrà a salvarmi tranne me. Ho iniziato da cose minuscole, lavarmi il viso, aprire la finestra, bere un bicchiere d'acqua. Ho smesso di cercare motivazione, ho iniziato a muovermi anche senza di loro. Un passo, poi un altro, anche quando la testa urlava non ce la farai. Ed è lì che ho capito una verità: non serve vedere la cima della montagna per iniziare a salire. Oggi non sono guarito, ho ancora giorni bui, ma ho imparato a non odiarmi per questo. Ho imparato che anche il più piccolo respiro è già una vittoria. E se stai ascoltando questo ricordati, il buio non dura per sempre, non devi farcela subito, devi solo non fermarti. E poi un giorno ti sveglierai e sentirai di nuovo il sole sulla pelle. Lo so che sembra impossibile adesso, so che dentro di te c'è una voce che ripete non ce la farà mai, ma quella voce mente la verità è che tu sei più forte di quanto pensi, perché anche nei tuoi giorni peggiori sei ancora qui e stai respirando. E questo è già un segno che dentro di te c'è qualcosa che non ha mai smesso di lottare. Non devi dare tutto oggi, non devi vincere ogni battaglia adesso, devi solo fare un passo, anche piccolo, anche storto, ma fallo, perché ogni passo che fai ti stai già portando verso la luce. Lo guardi negli occhi e non vedi il passato. Quante notti da solo con il cuore spezzato. Ora cammina con passi di fuoco. Era cenere prima, adesso un tuono. Ha visto il fondo, il buio profondo. Una voce gli diceva non esisti per il mondo. Soffocato nei pensieri, senza aria nei polmoni. Ha stretto i pugni contro il muro delle ombre. Guardava alla luna ma restava senza risposte. Un filo sottile tra il silenzio e l'addio, ma dentro quel vuoto qualcosa rinasceva in lui. E ora risorge dalle ceneri di un'anima spenta. Urla il cielo che la notte è stata troppo violenta, ma no, non cade più. Ha imparato a restare, ogni ferita un graffito che lo fa ricordare. Lo vedi adesso, con gli occhi di chi ha vinto, non ha paura, ha imparato il labirinto. Ogni cicatrice è un ruggito nel vento, ogni battito adesso ha il peso del tempo. Chi lo dava per perso non sa che cazzo ha visto. Ha trasformato il dolore in un grido infinito. Cammina tra i lampi con la chiave in mano. La notte è finita, ora è lui fulmine umano. Ora risorge dalle ceneri di un'anima spenta. Urla il cielo che la notte è stata troppo violenta, ma no, non cade più. Ha imparato a restare, ogni ferita un graffito che lo fa ricordare. Se vedi qualcuno cadere ricorda il nome. Anche lui era polvere, anche lui era ombra. Ha trovato la luce dentro una canzone e adesso il suo passo risuona nel tuono. Cioè questo non è un ragazzo qualunque di cuore, amore, sì anche quello, perché te l'ho detto, l'amore è quello che ci salva nei momenti più duri se abbiamo coraggio, ma Tom Kay lancia messaggi, è un comunicatore,
E per quello che ci piace, perché la nostra è una radio che comunica, è una radio che dice cose che gli altri non vogliono, non possono dire, è una radio che dà spazio a tutti, qualunque sia il vostro messaggio, qualunque sia la vostra politica, siete fascisti, siete comunisti, non ve ne frega niente della politica, qui potete dirlo, potete dare il vostro contributo alla vita quotidiana. Tom Kay. Ripetiamo in questo pezzo, utilizzando anche certamente le nuove tecnologie, perché da bravo rapper ci vuole tutto quanto. Qual è il messaggio di questo pezzo che ci abbiamo in anteprima? A me piace perché ho questi Che ancora regali. non c'è una giusta data d'uscita, ti dico la verità. Perché da bravo Tom Kay chiaramente la sua vita è problematica anche Esatto, dal punto anche di in vista questo delle lato. uscite, ma Anche per in questo, questo lato. ma è questo che ci piace. Il pezzo si chiama Risorge, io c'ho il master finale, ma ancora non è risorto, non è ancora apparso. Vi posso dire che forse il 3 ottobre, siamo passati dal 13 al 19 al 26, adesso al 3 ottobre. Ci sono delle parti un po' burocratiche che stanno avendo un po' dei problemi, quindi vabbè. Vada dove vada, tanto prima o poi arriva, e comunque sei attesissimo, ho visto su Instagram che è un fracco di fan, di amici che ti vogliono bene e che ti vogliono soprattutto. Qual è il messaggio di questa canzone? Quindi il messaggio che voglio dare comunque è: se avete qualcosa, nel senso un hobby, che magari volete portare, tipo che sia il cantante, disegnare, pittore, tutto quello che si fa, bisogna farlo anche se gli altri vi giudicheranno sempre, perché quello ci sarà sempre e non dovete mai abbattervi e mai perdere alla prima, perché di porte in faccia, parlando anche per me, ne ho subite tantissime e pur sempre sono sempre qua in piedi. Quindi io in questa canzone qua sono partito dalla depressione, con tanto supporto sono riuscito a uscire da questa depressione e finalmente oggi, non al 100% vedo la luce, però comunque la luce l'ho vista. Quindi è un messaggio che voglio dare, che è questo. E noi siamo con te, facciamo squadra con Tom Kay e con tutte le persone vere che non si nascondono dietro un dito o dietro un social, ma che raccontano senza peli sulla lingua quello che succede loro, perché ripeto, quello che succede a voi succede anche a noi, succede a tutti quanti. Esatto. Sono problemi quotidiani, mai come adesso acuiti da una crisi sociale, dalle guerre che ci devastano non soltanto fisicamente ma anche mentalmente, non sappiamo più cosa pensare, ma il bello è fare squadra e dire siamo tutti nella stessa barca, cerchiamo di aiutarci, cerchiamo di portare avanti i buoni sentimenti, perché quelli ancora, per fortuna, ci sono. Tom Kay, ripetiamo bene, dove ti possiamo trovare? Anche semplicemente su YouTube, per i vecchietti che magari non sono molto pratici. Cosa dobbiamo scrivere? Su YouTube è Tom Kay, invece sui digital stores sempre Tom Kay, e su Instagram Tom Kay Official, TikTok Tom Kay Official, quindi uguale a Instagram, e su Facebook a Thomas Cotrone, che è il mio vero nome e cognome. E allora, per la cronaca, lui arriva dalla Brianza, più o meno da dove esattamente? Da Lentate, sono nato a Giussano. Ok, Lentate sul Seveso, Giussano, ci siamo conosciuti al Cantabrianza qualche tempo fa, che serve come trampolino di lancio per tanti, e certamente passerai ancora di lì in futuro e ci sperando rivedremo. Magari l'anno prossimo, vediamo se ma minimo farà qualcosa. Ok, grande piacere, e soprattutto divertitevi su Instagram, perché ogni tanto lui appare e in questi giorni dice sì ma adesso arriva, adesso esce, tranquilli, magari uscirà il 3 ottobre, forse ce la facciamo. 3 ottobre esce, intanto noi lo abbiamo già trasmesso e di questo non posso che ringraziarti. Grazie Tom Kay. Grazie a te, Sammy. Buona musica, ciao. Ciao. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Sono disperato, non ce la faccio più, non ce la posso fare, faccio fatica, ragazzi, ho una certa età, Allora, mi state chiamando, sono Alberto Acerbis, mi avete riconosciuto la voce, mica ogni volta devo presentarmi, sono mica, dai, è Alberto Acerbis. Molti di voi, più donne che uomini,
si capisce, hanno chiamato per sapere se abbiamo ancora la crema alla bava di lumaca, perché arriva l'inverno, la nostra crema Rimas, che è una crema riparatoria. La nostra crema Rimas la trovate anche lì su olioacerbis.com, sezione cosmetica. Però attenti una cosa, non parliamo di una crema riparatoria. Dai, diciamoci le cose come stanno. Io adesso vi dico, ma usa questa crema biologica, buona, soluzione all'80%, olio di argan, burro di karité, fatta in Italia, pazzesca, 35 euro. Potete vendere al farmacista, ci guadagna ancora lui. E voi dimostrate 20 anni in meno, bene, no, non ve lo dico, ma neanche se venite qua sotto tortura. La crema Rimas alla bava di lumaca biologica è una crema riparatoria. Allantoina, collagene, elastina, sostanzialmente allantoina, collagene, elastina sostanzialmente sono immaturi della nostra pelle. Dopo i 30 anni, re, papi, belli, brutti, sciori, non sciori, tutti, poeti, navigatori, noi produciamo sempre meno allantoina, collagene, elastina. Ecco che la nostra pelle invecchia, perde di colorito, di elasticità, di tono, viene aggredita dall'esterno, quindi le rughe. Voi mettete la crema riparatoria anche sulle macchie, sui brufoli, una cosa pazzesca, totalmente naturale. Attenti all'offerta che trovate sul sito chiamando 030 68 40 408 o il sito olioacerbis.com. Non sto scherzando, 3 creme alla bava di lumaca stamattina, 3, anziché 125 euro, 79 tutte e 3. Trasporto è gratuito, chiamate, dite Radio Libertà. Grazie, alla prossima. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Salve a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà. Buon ascolto con A Right Mix da Silver and Chrome. Drinking a coffee as the new day arrives. Listen to a music with 1,000 vibes. Searching again for what you never found. Seize the moment and get off the ground. How to be calm. How to be honest. How to be satisfied. How to be happy. To be happy, it takes a right mix. To be happy, it takes a right mix. A right mix. To be happy, it takes a right mix. A right mix. To be happy, happy, happy. Someone can pray and say God only knows. Singing in the rain, and if you're lucky it snows. Spending good time with a beautiful crony. Having fun on a ship and a pony. How to be calm. How to be honest. How to be satisfied. How to be happy. To be happy, it takes a right mix. To be happy, it takes a right mix. A right mix. To be happy, happy, happy. To be
questo il right mix, il giusto mix, è quel non so che ci vuole per essere anche un po' contenti, un po' felici. Ce ne vuole, ma un pochino, un sorrisetto lo facciamo, anche perché questa è musica sacra. No, non bestemmio, ma lei è sacra, è Donatella Valgonio. Chi fa radio l'avrà sicuramente ascoltata, Radio Brescia 7, ma chi se ne intende di musica o ha vissuto gli anni della disco music, gli anni 80, l'italo disco, e questa è argentina. Sì, cercatela su YouTube, la storica Argentina anni 80 che ritorna con questo remix sotto forma di Silver and Chrome, CHROME, non facile, ma mica è per tutti sta cosa, solo per intenditori. Il pezzo è A Right Mix, Donatella Valgonio, Argentina, nell'italo disco anni 80, ma c'è anche Pietro Paolo Lisignoli, musicista, autore, nonché vecchia conoscenza di questa radio. Se volete saperne di più, il 25 settembre sarà presente a Cascina, Parco Gallo di Brescia. Incrociare la Donatella Valgonio in arte argentina è un salto indietro nel tempo, ma per lei non è cambiato assolutamente nulla, perché è tornata a fare questa musica, ma di musica ne sta facendo in questi anni tantissima, di vari generi musicali. Vi abbiamo messo sul tavolo una cosettina che non sapevate, A Right Mix, il giusto di Silver and Chrome, con un grande saluto a tutti coloro che vivono di musica anni 70-80. È tempo di Segui la Lega. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Sempre grazie naturalmente a tutti quelli che fanno squadra con noi, dal nostro regista Francesco, a Simone che arriva poi da domani, e a tutti coloro che fanno squadra con noi in redazione, perché io mentre vi parlo sul sito radiolibertà.net succedono cose. Ogni intervista che facciamo finisce anche lì e ci sono dei commenti, dei discorsi che sugli altri canali non si possono, non si vogliono fare. Insomma, se avete qualche minuto di tempo, fare un giro sul sito radiolibertà.net fa solo che bene. Certamente siamo in arrivo, in pista d'arrivo. Oggi cos'è? Mercoledì. È già mercoledì. Siamo in pista d'arrivo per Pontida. Questa domenica 21 settembre sul Sacro Pratone, un popolo, un pratone, la Lega. Ma già, come dicevamo prima con Luca Toccalini, già il giorno prima, sabato, ci sarà parecchia gente a Pontida, perché c'è Matteo Salvini, c'è il generale Vannacci, un fracco di altri leader della Lega e tanti giovani, ma anche diversamente giovani, lo sappiamo, ogni anno è così. Allora io parto prima di tutto da Pontida, vi faccio vedere gli ultimissimi gadget preparati da Radio Libertà, guarda che la confezione regalo con mestolo e polenta, ragazzi, perché noi ogni giorno qui vi cuciniamo le cose più buone e naturali. Direi che questa è una citazione, certo, e questo è uno di quei regalini che arrivate allo stand di Radio Libertà domenica, lo prenotate dandoci un minimo contributo, dai, mica gratis, e ve lo riprendete quando si conclude Pontida. È così che si fa, no? Così poi andate sotto il palco a urlare, a saltare, eccetera, ma questo cofanetto, c'è dentro anche la pentola bruciacchiata, oltre al mestolo e la polenta, tutto marchiato Radio Libertà, lo porterete a casa come regalo al vostro papà, alla vostra mamma, alla vostra nonna, dicendo: guarda che cosa ti ho portato da Pontida. È chiaro che un mestolo con lo stemma di Radio Libertà marchiato a fuoco Radio Libertà è un qualcosa
da collezione, perché lo sapete, noi siamo una radio corsara, oggi siamo qui, domani siamo là, dopodomani non si sente più niente, ma è il bello della nostra radio, dovete cercarci. Come fare la spesa dal contadino. Altro gadget assolutamente introvabile, perché ci pensiamo solo noi, abbiamo inventato i cerotti di Radio Libertà, ragazzi, perché ormai non ci resta che leccare le ferite di questi tempi, tra una guerra e l'altra, tra un drone che arriva, i carri armati russi che non sono ancora arrivati ma arriveranno tra pochissimo, non scherziamo, altro gadget spiritoso ma con uno spirito amaro, i cerotti di Radio Libertà. Tu dici stai scherzando? No, e c'è qualcuno che adesso appunto aspetta anche i profilattici di Radio Libertà. Assolutamente no, perché bisogna fare figli, ragazzi, non usate preservativi. Scherzo, dai, e fatemi sdrammatizzare. Ho appena fatto una rassegna stampa che è come darsi le martellate sulla testa. Guarda qua, signori, i portachiavi in legnetto bruciacchiato con scritto Radio Libertà, e solo per pochi adepti il faccione di Sammy Varin. Roba non da collezione, ragazzi, ma proprio da mettere sulla macchina al posto della calamita con scritto vai piano, pensa a me. Il faccione di Sammy Varin, e sul retro ci potete mettere le firme dei big della Lega e di Radio Libertà. Io non dico niente, ma questi sicuramente andranno a ruba in poche decine di minuti, ce li prendete tutti, anche perché, ribadisco e discoriba, al gazebo di Radio Libertà io sarò a Pontida domenica dalle 7:30 del mattino fino alle 3, le 4 del pomeriggio. Non è che di questi gadget ne abbiamo fatti una quantità paurosa, capito? Ce ne sono 30, 40, 50, non di più di questi portachiavi, perché non abbiamo i soldi, non abbiamo semplicemente i soldi, quindi minime quantità, e per questo che dico è roba da collezione. Ancora più da collezione l'orologio di Radio Libertà con le nostre firme. In questo caso ce ne sono soltanto due, questo che è più scuro e questo che è più chiaro, li sto mostrando sul sito, sui social, e tutte le firme con i big di Radio Libertà, il nostro direttore Sallusti, Giulio Cainarca, tutti coloro che fanno parte di questa bellissima avventura radiofonica ormai da tanti anni. Questo orologio lo distribuiremo esclusivamente a chi ci darà una mano più corposa. Non è che devi avere una grossa mano, devi avere una mano capito? Cioè, chi ci offre qualche euro in più come contributo volontario avrà come regalo, certo, questo orologio da parete con tutte le firme dei rappresentanti di Radio Libertà. Certamente, se non arrivate in tempo per l'orologio da parete, c'è un altro orologio, quello in bottiglia, l'orologio in bottiglia pressofusa, schiacciata, anche questo orologio bellissimo, funzionante. Ogni tanto qualcuno fa lo spiritoso dicendo ma è vero? Certo che è vero, adesso vi do l'orologio finto. Assolutamente sì, uno splendido regalo da portare a casa alla mamma, al papà, alla nonna, e soprattutto perché oggigiorno se avete una taverna, l'orologio in taverna ci vuole, e quindi una bellissima idea per un regalo assolutamente diverso che non si trova da nessuna parte, un orologio marchiato Radio Libertà da regalare alla nonna, al papà leghista, ultraleghista, alla mamma un po' indietro ancora secessionista, ma capita, certo. Radio Libertà ha fatto anche il sottopentola, lo vedete qui inquadrato, sottopentola stupendo, questo dispiace quasi utilizzarlo, però si può anche appendere, certamente può essere una bellissima cosettina anche qui da mettere in taverna. Abbiamo già detto dei mestoli e tutto quanto ci vuole in cucina, marchiato Radio Libertà. Questi, ecco, qualcuno mi scrive si possono spedire? No, non siamo postal market, purtroppo non c'è nessuno che ci faccia questo servizio, quindi dovete avere tanta pazienza e mandare avanti
mandare avanti qualche amico, parente. Voi magari non riuscite a venire a Pontida, non importa, avrete sicuramente qualche amico della Lega o di altri partiti, perché poi diciamo che il raduno è la festa della Lega, ma poi arriva tanta gente che con la Lega non c'entra niente, ma sono semplicemente curiosi. Mandatelo a Pontida, gli dite: uè, passa dallo stand di Radio Libertà dalle 7 del mattino fino alle 4 del pomeriggio e prendimi questo gadget. Magari, visto che prevedono 33 gradi a Pontida, il ventilatore amanuense, faccelo vedere anche qui, ragazzi, roba introvabile. Il ventilatore con scritto Radio Libertà, io me ne vergogno veramente, non è stata una mia idea, ma del Marco Grimoldi, bravo Marco, però sta andando a ruba. Domenica scorsa abbiamo avuto lo Spiedo Padano e cioè ce li avete fatti fuori tutti quanti. Non lo so. Sono pazzi gli ascoltatori di Radio Libertà. Eccola qua la bottiglia in vetro pressofuso, un'opera d'arte fatta in montagna, fatta da un montanaro che ascolta Radio Libertà. Le mutande, certo, le mutande, io sono molto indeciso su queste mutande, dico ma è il caso, non saranno di cattivo gusto? Oh, sono andate a ruba. Tutti che vogliono le mutande di Radio Libertà con scritto sul culo Libertà, che è anche una roba che si può anche estrapolare in maniera particolare, però decidete voi come pensarla. Libertà, mai parola più importante, fu più importante di questa in un momento del genere. Ve lo scriviamo anche sulle mutande, mutandine da donna oppure da uomo, che troverete al nostro stand, quello della nostra radio, tra decine e decine di stand, perché vi ricordo sul Sacro Pratone domenica non è che ci saremo solo noi, ma ci saranno decine di stand da tutta Italia. Ognuno porta qualche cosa, i propri prodotti, ma soprattutto la propria politica. Come dico sempre, tante regioni italiane, tante zone d'Italia unite all'interno delle differenze, che per noi le differenze sono importantissime. Ok, con Pontida, sito legaonline.it, lì trovate tutti i pullman che partono da ogni parte d'Italia, ma fate prima a contattare, ormai con Google salta fuori tutto, la sezione della Lega a voi più vicina e gli dite: uè, voglio venire anch'io a Pontida. Tranquilli, ci sarà sicuramente un pullman nella vostra zona che parte la mattina presto o a volte la sera prima, perché ci sono pullman che arrivano anche dalla Calabria, per portarvi in mattinata a Pontida. L'ho già detto, chiaramente si può venire in macchina, certo, l'invito che vi faccio è quello certo di arrivare con un po' di anticipo. Gli eventi dal palco inizieranno intorno alle 10 del mattino, si concluderanno intorno alle 2 massimo del pomeriggio con l'intervento di Matteo Salvini, ma anche prima. Ricordate che a una certa ora del mattino la statale che porta verso Pontida è completamente bloccata, quindi è capita ogni volta che quando iniziano gli interventi stiano ancora arrivando i pullman. È assolutamente normale. Se non volete perdervi nulla, partite semplicemente in anticipo, fate come il Sammy Varin che alle 7:30, 8 del mattino è già lì ad aspettarvi, guarda, ogni volta è così, stiamo preparando i gadget sul tavolo e arrivano lì già: oh dai, mi dai questo, mi dai quell'altro, i furbi che sanno che poi i gadget si concludono, si finiscono, si terminano in mezz'ora. Prima di Pontida, certo, c'è Roberto Vannacci e lo avete sentito oggi in rassegna stampa. Vannacci come Kirk ha deciso di andare nelle scuole. Nel frattempo sta girando l'Italia e sta dando una grande mano alla Lega per la campagna elettorale, in questo caso per la regione Marche. Roberto Vannacci sarà a Iesi, Ancona, presso il Circolo Cittadino Sala del Lampadario, domani, giovedì 18 settembre, alle ore 13. Oh, mi scrive anche il menù pranzo: risotto, radicchio e taleggio, tagliatelle al ragù.
Stinco di vitello al forno con contorni, semifreddo, acqua, vino, caffè, 35 euro. Chiaramente dovete prenotare e non pensate di arrivare così, sì, per un saluto certamente. Roberto Vannacci, il generale Vannacci a Iesi, Ancona, domani giovedì 18 settembre, Circolo Cittadino, Sala del Lampadario a pranzo. Appuntamenti da non scordare targati Lega, li trovate sul sito legaonline.it, ma ascoltando Radio Libertà chiaramente avete una marcia in più, perché io vi leggo anche quelli che mi arrivano direttamente da voi al 340 6709 659, e allora vi segnalo per la prossima settimana tutti i ministri della Lega a Pesaro. Si parla naturalmente delle elezioni che ci saranno nelle Marche a fine mese. La Lega di governo per le Marche, martedì 23 settembre, ore 18 a Pesaro, Hotel Charlie in Pesaro, tutti i ministri della Lega per fare il tifo per il presidente Acquaroli, presidente attuale e futuro, visto che è avvantaggiato e anche di molto. Ancora da scrivere in agenda per la Valle d'Aosta, perché anche lì si vota a fine mese. Giovedì 25 settembre arriva il generale Vannacci ad Aosta. Ore 20:30 in piazza Roncas ad Aosta, Roberto Vannacci, vice segretario federale europarlamentare della Lega, per la chiusura della campagna elettorale. Azzolina, ragazzi miei, se siete in zona, ore 20:30 Aosta. Si chiude la campagna elettorale giovedì prossimo 25 settembre. C'è una chiamata allo 029294 7222, la prendo volentieri. Pronto? Caduta, ripuò chiamare il signore o la signora. Tornando a noi, domani, giovedì 18 settembre, arriva il senatore Alessandro Morelli a Milano, serata Punto Lega a Milano, domani giovedì 18 settembre alle 21, in via Vespri Siciliani 12, nella sezione della Lega, arriva il senatore e sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alessandro Morelli. Chi c'è in linea? Pronto? Niente da fare, non mi sente. Ricordate che quando siete in diretta dovete sentire dal telefono, non ascoltate la radio o qualunque apparecchio che trasmette Radio Libertà, perché ci sentite in ritardo e si fa casino, non ci si ritrova. Anche a Pistoia arriva Roberto Vannacci, venerdì 19 settembre ore 16:30, Fortezza 59, Piazza della Resistenza. Roberto Vannacci incontra i cittadini. Venerdì 19 settembre, ore 16:30, Fortezza 59, Piazza della Resistenza, in quel di Pistoia. La gestione del lupo. La gestione del lupo è scaduta, accidentaccio, era ieri, martedì 16 settembre, argomento divisivo ma importantissimo. È chiaro che le polemiche intorno al declassamento del lupo ci sono, perché è un bellissimo animale, maestoso, mi piace tantissimo, e però sta facendo danni sempre più gravi, e non solo il lupo, anche molti altri ungulati. Li abbiamo fatti ripopolare, hanno ripopolato, e che adesso stanno scendendo anche in città. Ne abbiamo visto quest'estate esemplari anche a Busto Arsizio, in provincia di Varese. Se ne è parlato proprio ieri con Francesco Bruzzone, lo troverete facilmente sulla pagina Facebook di questo rappresentante della Lega alla Camera dei Deputati. Se ne è parlato ad Aosta. Vediamo se ho altre segnalazioni tra gli appuntamenti da non scordare. Questo è il sito legaonline.it, e naturalmente la possibilità anche di partecipare al corso di formazione politica della Lega. L'altro giorno c'è stato come docente il grandissimo Massimo Garavaglia, ma anche qui, cercando il sito legaonline.it, cercando Lega Salvini Premier su Facebook, venite a conoscere degli eventi importantissimi, sia per chi mangia pane e politica, sia per chi semplicemente vuole capire qualcosa di più della politica italiana. In questo caso un corso di formazione politica online.
Vediamo un po' di messaggini, perché me ne state scrivendo tantissimi e puntualmente poi ne lascio qualcuno indietro. Ci sarà Pellegrina Pontida, lo salutiamo caramente, il nostro collega che purtroppo non è più nella nostra squadra. No, perché Pellegrin storicamente non viene mai a Pontida, lui è uno di quelli che assiste e normalmente commenta e chiaramente qualcuno mi dice ancora su Vannacci, secondo te Vannacci lo faranno andare nelle scuole? Ma questa è una bella domanda e probabilmente è una provocazione. È certo che è una provocazione, minimo. Però ci chiediamo se una certa sinistra non può andare, ma c'è perennemente nelle scuole, chiediamo che anche Roberto Vannacci possa andare in una scuola a parlare, proprio come ha fatto un certo Kirk. È vero? Sì, c'è Enzo che vuole gli slip. Ok. Enzo, se non vieni a Pontida, manda un tuo rappresentante legale a Pontida, al gazebo di Radio Libertà, e gli dici: mi raccomando, passa in fretta, voglio le mutande, da uomo o da donna non ci interessa, con scritto libertà sul culo. Sono pezzi quasi unici, signori, ne abbiamo fatte poche decine proprio per gli amanti dei gadget un po' particolari, e un paio di mutande con scritto libertà sul culo non si trova assolutamente in giro. D'accordo, mi fermo, mi vogliono censurare. E che volete fare? Mi censurate la libertà? Non se fa. Mi fermo, ma soltanto per qualche minuto. Sì, sappiate che oggi è mercoledì e come ogni mercoledì ritorna È tutto un magna magna, quindi aspettate 5-10 minuti e Sammy Varin ritorna con voi con gli appuntamenti da non scordare, questa volta non targati Lega, ma parleremo di feste, sagre, di territorio, di nord, di centro, di sud, dove c'è da mangiare, da bere, da divertirsi. Chiaramente questa domenica non succede assolutamente nulla, cosa incredibile, hanno fermato ogni evento in tutta Italia, non c'è nulla, perché c'è Pontida, e quindi non potrete che venire a Pontida o ascoltare la diretta da Pontida che farà Radio Libertà. Ci fermiamo, restate lì, torniamo tra pochissimo.